Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, bentornati a voi, bentornato a me nel canale. Nuovo episodio di Elite Dangerous Horizon Beyond, capitolo 4, ormai questo gioco ha un nome veramente lungo, e comunque da dove partiamo? Allora, mi sono sentito di fare questa nuova live per alcune cosucce che ho fatto barra visto, perché come vi dicevo nelle puntate precedenti abbiamo dovuto dare la caccia a dei materiali un po' elusivi. Piano qua, ferma tutto qui. Allora, i materiali in questione erano fondamentalmente i Core Dynamic Composites e dei Compact Composites. Allora, cosa succede? Allora, mentre ci gustiamo questa pioggia di canister che cascano proprio davanti alla nostra nave, e andiamo a dire e a vedere due o tre cose. Allora, intanto, in primis, la prima parte del video andremo a vedere un paio di video che ho registrato in relazione al recupero di questi super materiali. Perché? Perché i Core Dynamic Composites sono un materiale di rarità 5, ok? Quindi andiamo subito a vedere nell'inventario come siamo messi e cosa succede. Succede che sono difficili da trovare e dovendo recuperarne circa un centinaio in relazione al tungsteno e i materiali relativi per la costruzione, per i potenziamenti dei military grade composite, quindi lo scafo della nave e degli hull reinforcement package, e ho dovuto andare a recuperarne veramente una gran quantità, in quanto devo ovviamente fare circa 10 tentativi per ogni upgrade al 100%, e questi 10 tentativi vanno poi rimoltiplicati per tutti i moduli. Ne avevo calcolati circa, un attimo dove sono, allora uno per lo scafo della nave e ben 6 per il resto dei package installati come moduli aggiuntivi, quindi e sui 6-7. Ovviamente mi tengo sempre un po' più largo, anche visto che già sto facendo farming di quei materiali, quindi perché non andare un po' oltre per avere un grado di sicurezza un pelo più elevato, di non dover prendere, pigliare, mollare tutto l'ingegnerizzazione e tornare indietro a fare i materiali che mancano. Quindi esageriamo sempre un pochettino. Bene, cosa mi sono detto? Vado a cercarli, mi dicono di andare a cercarli su sistemi, federazioni, stato, boom, e quindi andare negli high grade emission. Allora, iniziamo a fare questa cosa, andiamo a vedere a che punto siamo arrivati e dopo vi farò vedere anche come poter fare questa cosa. Tra un po' li vedrete, ecco qui, bam, Core Dynamic Composites, ne ho recuperati ben 100 su 100 che può tenere la nave, perché sono di grado 5, di rarità 5, e quindi possiamo metterne solo 100 nella nave. Allora, al fine di fare questa cosa andiamo a vedere subito un attimo velocemente il primo video. Allora, intanto lo avvio, eccolo qui. Come potete vedere sto andando su una high grade emission threat 0. Vi dico subito che in questo frangente non avevo i collector limpet, perché mi tirava un po' il fondoschiena andare a cambiare il modulo, ero già in navigazione e quindi ho deciso bam, piglio e vado. Quindi come vediamo, eccoli qua, siamo in un sistema federazione in stato boom ed eccoli qui, facili da trovare e da recuperare. Eccoli là, intanto stavo controllando un attimo il mio inventario. A quel punto ne avevo fatti quasi 100, quindi stiamo andando a vedere proprio il successo di questa operazione. Allora, eccoli qua, 97 su 100 Core Dynamic Composites, andiamo al recupero, li vediamo qui. Allora, prima manovra, ve lo dico già, è andata un po' a fallire perché ho dato un po' troppa manetta. Questo ASP con i Dirty Drive è davvero veloce. Andiamo avanti un attimo nel video e andiamo qui a vedere il risultato. Allora, se no, eccolo qua, vedete, composite storage full, quindi evviva, ce l'abbiamo fatta. Ma a questo punto cosa succede? Succede che
come lo facciamo? Come facciamo a recuperare tutti questi materiali in questo breve tempo? Perché non ci ho messo tantissimo alla fine. E non ci ho messo tantissimo perché? Allora, un attimo, metto in pausa un attimo il video. Non ci ho messo tantissimo perché? Perché c'è un modo, o almeno sarà anche la scoperta dell'acqua calda, comunque dicevo, c'è un modo per poterli scoprire e trovare e recuperare in breve tempo. Allora, in primis bisogna comunque andare in un sistema federazione dove lo status sia boom. Potete farlo anche dove ci sono delle civil war e cose del genere, ma tutto dipende da cosa? Dal spawn degli high grade emission e cosa questi high grade emission contengono. E con l'arrivo di Beyond sono cambiate molte cose, quindi anche la gestione degli USS, e adesso andremo a vedere perché. Rimandiamo in play il video. Come vedete qui ero già all'interno di un high grade con tutti i core composites, ne avevo 61 in quel frangente. Beh, vi dirò che nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, sono riuscito a fare tutti i 39 che mi mancavano per arrivare al traguardo dei 100. Quindi, come vedete qui, solite normalissime operazioni di recupero. Se avete i collector limpet, lanciate pure i collector limpet. Io mi diverto a manovrare un attimo la nave perché mi diverto un po' così a fare recupero manuale. Vi dico, è personale, potevo mettermi anche il collector e amen, però non ho, mi sta un po' lì, star lì dietro tutti i limpet, falli, brigali, mi trovo, mi diverto alla fine, e questo è l'importante, ognuno si diverte a modo suo. A questo punto, come vediamo, allora metto in pausa un attimo, abbiamo recuperato tutto, eseguiamo il jump, normalissimo jump in Super Cruise all'interno dello stesso sistema, e poi godiamoci lo spettacolo. Eccolo qui, jump eseguito, e cosa sto facendo? Sloggo. Attenzione, perché faccio questa cosa? Rientro in solo play per ovvi motivi di tranquillità nel eseguire queste operazioni durante le registrazioni. Appena rientro in solo play, cosa faccio? Una bella inversione di 180 gradi, proprio un'inversione AU, motori a tutta manella, rientro subito in Super Cruise e tra un po' vedremo cosa andiamo a ritrovare nel momento in cui riusciamo in Super Cruise. 3, 2, 1, 0, bam! Signal source subito pronta, high grade, era quella dove eravamo prima. Quando noi usciamo da lì questa viene cancellata, quando rientriamo questa è di nuovo lì, perché con le nuove modalità, almeno quello che mi pare di aver visto in gioco, con queste nuove modalità succede questo, quindi noi quando torneremo qui dentro ritroveremo più o meno gli stessi materiali. Di solito ho visto che i drop sono di massimo 2-3 tipi differenti, quindi nel caso riusciamo e rientriamo. Ovviamente abbiamo solo 30 minuti, non durano per sempre questi high grade, però fin tanto che sono vivi e attivi possiamo fare questa cosa. Rientriamo, eccolo qui, abbiamo rieseguito il drop e come vedete abbiamo di nuovo Core Dynamics Composite, Core Dynamics Composite, Core Dynamics Composite. Giusto per il dovere di cronaca, cosa succede? Andiamo avanti un attimo velocemente nel video, adesso qui solita fase di recupero. A questo punto dovremmo averli recuperati tutti, vediamo, Sick Cargo Acquired, no, ne ho ancora un altro da recuperare, andiamo avanti. A questo punto cosa facciamo? Rifacciamo la stessa operazione, quindi dopo averli recuperati tutti, ecco qui, usciamo di nuovo, l'ho fatto più volte, giusto nel video anche qui, giusto appunto per farvi vedere come funziona questa dinamica del gioco. E ecco qui, sloghiamo, rientriamo velocemente all'interno del gioco, come dicevo sempre in solo play per dovizia di cronaca, per fare le cose fatte con calma e tranquillità. E quindi cosa succede? Ecco qui, andiamo a mettere in pausa velocemente. Core Dynamics Composite, come vedete siamo passati in un battito da 61 a ben 79. Ok, quindi questo secondo me è il metodo migliore per recuperare non solo i Core Dynamics Composites, ma anche tutti i materiali che esistono e sono recuperabili all'interno degli USS
degli USS. Non so se questa sia una cosa voluta, non so se sia un bug, non so se sia un exploit o cosa del genere, ma io ho imparato una cosa dentro Elite: sfruttiamo tutto quello che il gioco ha da offrirci e ci consente ci consente di fare. Perché se dovessimo fare questa cosa eticamente, io a questo punto starei ancora cercando, sarei ancora sui 20-30 materiali massimi, non di certo a 100. Siccome devo fare un sacco di ingegnerizzazioni, non ho tutto il tempo da dedicare a livello etico, quindi a livello di correttezza non sfruttiamo le cose in più. Comunque, dopo questa cosa è personale, secondo me non è così game breaking all'interno del gioco, semplicemente ci consente di risparmiare un po' di tempo nel recupero dei materiali. Ok, va bene. Nel frattempo in sottofondo ci arriva un mission critical message e quindi niente, qui andiamo a vedere come anche il terzo giro ci porterà a trovare nuovamente i Core Dynamics Composite all'interno del sistema. Vediamo questo giro quanti ce n'erano. Ok, vabbè, dai, sto andando avanti un po' velocemente. Ok, non importa. Comunque, questo è quanto, e questo per quanto riguarda appunto il recupero dei Core Dynamics Composite. E questa tecnica potete utilizzarla tranquillamente anche per molti altri tipi di materiali da recuperare nei signal sources di vario tipo. Altra cosa da fare e barra da vedere è che cosa? Dove andare a recuperare il resto dei materiali. Abbiamo visto Dove's Hope in quelle cose che si chiamano Palermo, Otranto, Imola, o anche detti Papa, Oscar, India in alfabeto nato, che sono altro che non sono i point of interest, i punti di interesse. Uno dei vari point of interest è Dove's Hope, un altro è il point of interest dove mi trovo ora in questo momento. Si chiama Orrere, è un sistema anche abbastanza famoso. Nel sistema di Orrere troverete un pianeta che si chiama Orrere 2b. Nel pianeta Orrere 2b, ok, nonostante i surface scan anche qui non si vede niente, sappiate che qui sopra, vedete, non c'è niente. Comunque, scansionando il pianeta troverete una cosa che si chiama Crash Site. All'interno di questo Crash Site, ok, come vedete qui abbiamo tutti i surface signal di questo pianeta. Dovremmo trovare anche il crash site qua da qualche parte. No, non lo vedo, ma l'ho visto come waypoint sulla superficie del pianeta. Comunque, le coordinate di questo posto sono 43.0 qualcosa meno 173.0 qualcosa, almeno dove sono ora in questo momento. E qui ci veniamo perché? Beh, per un semplice motivo, perché in questo crash site possiamo trovare altre cose che ci servono, come ad esempio quello che sto andando a farmare in questo momento. Sempre se trovo il coso. Ok, perché qui è pieno di canister, come potete vedere, che hanno bertrandite o altri materiali. Ah, ma ci sono proprio sopra? Eccolo lì, sì, infatti. Ok, e poi ci sono questi cargo rack. Questi cargo rack cosa faranno? Semplicemente una volta sparati e distrutti, e niente, lì cargo scoop e andiamo a recuperarli e via. Quindi questi point of interest sono davvero utili e comodi. Ecco lì l'altro cargo rack, e da lì poi andiamo a recuperare tutte le varie cose. Nel frattempo salutiamo Slod Owen che ci raggiunge durante questa live. Ciao Slod, benvenuto. Stiamo parlando di un po' di farming e di come andare a farmingare in giro le varie cose. Per rispondere alla tua domanda, sono intorno alle 1100-1200, davvero tante per quello che è la mia media che dedico ai vari giochi. Diciamo che Elite è uno dei giochi che mi ha tenuto davvero impegnato in questi 3 anni. Ha suoi pro e suoi contro, comunque circa ho quel quantitativo di ore. E pian pianino vado a scoprirmi anche tante cose, altre cose come dicevo prima magari sono anche la scoperta dell'acqua calda, perché
nella mia carriera all'interno del gioco o non ci ho dato importanza o non sono stato dietro a varie cose. Comunque, abbiamo anche un canister di Palladium, potrebbe essere un'aggiunta interessante. Un attimo che vado a cercare questo cargo rack, perché ho visto che aveva droppato due cose e non le vedo qui in mappa. Non vorrei che fossero finiti qui sotto come prima, che evviva, e quindi così. Va bene, dai. Allora, praticamente come vedete Orrere è un sistema davvero comodo per recuperare cose. Io adesso devo recuperare antimoni, ma troverete anche tungsteno, troverete zirconium, troverete tellurium e un sacco di altri carichi, quindi sia commodities che materials, quindi davvero un buon sistema dove andare a fare un po' di farming. Il secondo material droppato da quel cargo rack non lo vedo più, chissà dove diavolo è andato a finire, però vabbè, ormai è andato e Elite Dangerous solo lo sa. Ciao, grazie Slod, sì, faccio del mio meglio per mettervi al corrente delle mie avventure / disavventure di gioco. Se avete domande, ovviamente, come dico sempre, dubbi, consiglio, quello che sia, sono qui e quindi niente, dai. Se dobbiamo anche condividere un po' di informazioni, alla fine ho creato il canale anche per questo, perché ovviamente io non posso sapere né conoscere tutto di questo gioco, anche perché ci sono alcune cose che non tratto proprio direttamente, come la parte di background simulation e la parte di storia, di lore e cose del genere. Sinceramente devo essere un po' proprio brutale e duro, non è una cosa che mi è mai interessata più di tanto all'interno di Elite. So che è una cosa che è una delle parti del gioco davvero importanti, però sinceramente per come è gestita non mi piace più di tanto. Comunque, tornando a noi, cosa succede a questo punto? Vedo l'ultimo cargo rack, eccolo qua, stavo cercandolo dove fosse e andiamo a vedere dov'è, e ce l'avevo proprio qui dietro. Per la serie, le cose che cerchi ce le hai sempre sotto il naso e non le trovi mai. Comunque, allora andiamo ad esplodere l'ultimo cargo rack, sperando che ci dia quello che cerchiamo. Vediamo qui cosa ci ha sparato fuori. Il Ruthenium, e no, vabbè, lo aggiungo ai materiali della nave, perché tanto ormai sono qui, ma non è un materiale che mi serve più di tanto, ne ho già trovato parecchio. A questo punto come facciamo a continuare il farming, perché di farming si tratta? Niente, non ci resta altro da fare che tornare al main menu. Una volta al main menu torniamo a ripartire, andiamo in solo play e rientriamo. Ciao Bozzo Roma, benvenuto, bentornato. Scusa, non mi ricordo se ti ho salutato prima, purtroppo il mio cervello registra le cose da un orecchio all'altro e poi a volte se le dimentica, quindi può essere che mi dimentico anche cosa ho detto 30 secondi fa. Comunque, tornando al discorso, se avete domande o cose, tra un po' magari vedremo di fare anche delle live dedicate a ciò, dove appunto possiamo vedere delle cose su cui avete dei dubbi, e se posso dare una mano per quello che sono le mie conoscenze attuali all'interno del gioco, ben venga. O se no anche appunto facciamo un po' di condivisione di informazioni, che non guasta mai. Allora, nel frattempo partiamo subito di nuovo a giocare a calcio con i canister. No, andiamo a cercare il cargo rack, eccolo qui lì sotto. Purtroppo il crash site dove siamo è un crash site, quindi è un po' difficile da percorrere con l'SRV. Vediamo se riusciamo ad arrivare a spararci. Sì, eccolo qui, tellurium, e andiamo avanti. Giusto per dire, a livello di recupero dei materiali, ok, facendo un controllo su eddb.io ho notato che i pianeti con il più alto quantitativo di antimoni sono pochi e contengono davvero delle quantità irrisorie, cioè parliamo di una percentuale, di una probabilità dell'1.6-1.7%. Se già sono diventato idrofobo
a cercare, eccolo lì, bene che ci si piazza là sopra. Adesso cade giù. Ok, allora intanto recuperiamoci questo pezzettino di zirconietto. Dove è andato a finire? Era qua sotto. Ah, è scivolato proprio giù. Vabbè. Vabbè. Allora, non incasiniamoci la vita. Allora, andiamo a fare le cose con calma. Prendiamo subito le cose invece prioritarie e che servono. Eccolo qui. Anche in retromarcia. E andiamo. Allora, per rispondere al bozzo Rome, low temperature diamond è un materiale che vale tanto? Sì. Senza proprio anche grosse remore. Se vuoi controllare il valore dei materiali, non sei doccato o altre cose, c'è sempre l'alternativa internet, e quindi andiamo adesso tra un attimo a vedere. Sto preparando una pagina web da mettervi in sovraimpressione, come diceva qualcuno. Allora, edb.io. Ok, vediamo se il browser... al, um, al nuovo sistema di mining, e quindi se avete intenzione di dedicarvi un po' al mining, dedicatevi a questi materiali che davvero valgono un sacco di soldi. Bene, nel frattempo, magari accendiamo anche un po' di più le luci del server. Andiamo a spaccare, a scassare anche l'ultimo cargo rack che rimane qui. Come vedete il terreno è molto fastidioso da percorrere. Noi ci piazziamo qui dietro, andiamo a scassare questo cargo rack e vediamo cosa ci dà. Antimoni, yeah! Ben 2 questo giro, quindi 6 in totale, perché ognuno di questi materiali che trovate qui così per terra sappiate che vale 3 unità all'interno del cargo. Ok, manovra riuscitissima, oserei dire. E dai, mettiti dritto. Mamma mia. Sto trabicolo a rotelle è davvero fastidioso a volte da guidare. Comunque, ce la stiamo per fare, arriviamo a Antimoni ed eccoci qua. Andiamo a vedere anche quanto ne abbiamo recuperato in inventario. Giù, eccolo qua, siamo a 30 su 150, è un materiale di grado 5 anche questo, però possiamo portarne decisamente di più rispetto ai manufactured di pari grado. Se adesso andiamo a tenere solo i grado 5, ok, 30 su 150, mentre come vedete i manufactured, il limite dei grado 5 è di solo 100. Ok, solo è anche una parolona, vista tutto quanto il tempo che bisogna scassarci per riuscire a recuperarli, quindi è quello il discorso. Adesso a questo punto, come prima, più di prima, andiamo a rifare la stessa operation, quindi di nuovo logout.
e di nuovo login, quindi torniamo un attimo in game così. Cos'altro dire? Beh, alla fine perché farming facciamolo meglio? Perché? Perché fondamentalmente noi, sfruttando quello che era stato Dove's Hope in precedenza, i crash site in questo momento e unitamente a quello che avevo fatto vedere un attimo prima, che andiamo a ripetere ora e in questo momento, quindi vi ripropongo velocemente il video, e possiamo andare a recuperare velocemente tutta una serie di materiali tipo appunto i Core Dynamics Composite, che sono un po' fastidiosi da trovare, in meno tempo. E questa cosa è davvero davvero utile nel momento in cui dobbiamo recuperarne tanti per le navi large o anche già quelle medium. Quindi per riepilogare nei signal source, come vedete, basta, dopo aver recuperato i materiali, sloggare, quindi usciamo, rientriamo velocemente in gioco. Adesso saltiamo un attimo le fasi qua, rientriamo velocemente in gioco. Una volta rientrati in gioco ci basta rientrare in Super Cruise, ecco qui, pam, bella virata con Flight Assist off, che ci dà la possibilità appunto di virare molto velocemente. Scusate se scatta un attimo il sistema, che è un po' sotto sforzo tra gioco, live stream e video. Torniamo subito nel signal source. Come vedete ci vuole davvero poco, qui sto solo manovrando per ridurre la velocità. Ok, rientriamo velocemente nel signal source, sto andando avanti veloce nel video. Appena rientriamo nel signal source possiamo ricominciare il farming dei materiali. Eccolo qui. Eccoli qua, possiamo ricominciare il farming dei materiali, quindi questa cosa molto molto comoda, che ci velocizza tantissimo le varie operazioni di recupero. E quindi crash site, point of interest, recupero dei materiali in questo modo dai sistemi, e siamo pronti a recuperare velocemente tutto quello che ci può servire. L'unica cosa che dobbiamo fare è prendere confidenza con il nuovo sistema di scansione dei sistemi, quindi con il Full Spectrum Scanner. Non finirò mai di dire quanto non mi piace quel sistema, vabbè, mia opinione personale. Ok, questo zirconio si è proprio lanciato su di noi, e quindi così. Però adesso il gioco è così, e quindi bisogna starci dietro, e altro non possiamo fare se non eccolo qua, se non fare quello che il gioco ci obbliga a fare, perché purtroppo non possiamo fare altrimenti. Per guardare un attimo le vostre domande in questo momento, di Star Citizen cosa ne pensi? Allora, il pay sappiate che serve allo status attuale per finanziare il gioco, quindi il fatto che costino così tanto le navi, le varie cose all'interno lì, viene utilizzato per finanziare i costi di sviluppo, perché Star Citizen è ancora un alfa, almeno da quanto vedo sulle varie news. È un gioco che io ho già in saccoccia, l'ho comprato in un momento di frustrazione grossa su Elite, purtroppo il mio PC non è abbastanza potente per farlo girare, e quindi dovrò mettermi un po' la mano sul cuore, perché da quello che ho visto, essendo ancora un alfa ancora così pesante, stanno pensando al futuro. Quindi loro sanno che il gioco uscirà il giorno del mai. Perché sto sparando al canister di Palladium? Scusate un attimo, mi vado a riprendere il cargo rack. Stavo sparando ad una cosa sbagliata, stavo uccidendo un canister di Palladium. Comunque, quindi cosa succede? Da qui a tot anni i giochi, ok, i giochi ovviamente diventeranno migliori, l'hardware diventerà migliore, eccetera eccetera eccetera, e quindi secondo me stanno lavorando e operando proprio in quest'ottica, nell'ottica di un gioco che sarà pronto credo fra 5-6 anni o quello o giù di lì. Non penso che sarà pronto prima di quella data, ma supposizioni mie. Comunque da quello che vedo stanno lavorando molto molto bene, poi c'è a chi può piacere e a chi no. Intanto ho già perso un altro canister, no, un altro materiale qua in giro, perché esplosi fuori dal cargo rack
sono stati sparati via e quindi adesso devo anche andare a cercarmeli qui intorno. Boh. No, comunque, e per quello. Dopo io ovviamente su Star Citizen posso solo riferire per quello che sono i video che si vedono online. Purtroppo non ho avuto modo di provarlo, se non proprio 5 minuti con il sistema che andava tipo 6-7 fps quando andava bene, quindi ho lasciato un po' perdere ovviamente perché devo aggiornare il mio PC prima di poterci giocare. Purtroppo il processore e l'hardware di base non è così performante da poter tenere botta. Per il resto è un gioco secondo me molto interessante, almeno da provare, e i sistemi non sono tanti, però leggevo che hanno finito la costruzione di un intero pianeta proprio completo, fatto e finito, di città, ambienti e varie cose, quindi utilizzano secondo me una filosofia, un approccio diverso da Elite, dove abbiamo miliardi di stelle tutte vuote. Dall'altra parte fanno 1 o 2 pianeti però con tante cose da fare sopra. Non vorrei, il mio timore però è che diventi troppo FPS, perché è bello la possibilità di uscire dal canopy, dal cockpit, quindi dall'abitacolo, camminarcela in giro di qua e di là, niente da dire, però attenzione che non diventi troppo FPS. È bella la fusione delle due cose, ma non lo so. Sinceramente io sono dell'idea che prima di giudicare e valutare così alla cieca si debbano provare le cose, quindi ci sono delle cose che ovviamente sono palesemente così davanti ai nostri occhi, ce ne sono altre dove nel dubbio si prova, e se non vado errato potete anche comprare il gioco, provarlo un attimo e nel caso avete un tot di tempo per chiedere il refund, quindi sappiate che potete, se non mi ricordo male, potete fare questa cosa, magari controllatelo sul sito ufficiale di Star Citizen. Per il resto qui 30 minuti, mezz'oretta di live, altro da vedere non ne abbiamo più di tanto, e io adesso ho appena riloggato sulla superficie di Orrere. E cos'altro dire? Beh, direi che ci siamo. Questo piccolo aggiornamento sul farming è stato fatto anche perché per mettervi al corrente di queste 2 o 3 tecniche che ho scoperto di recente, e vabbè, a parte i point of interest, quelle che riguardano la gestione dei signal sources, come l'abbiamo visto prima 2 volte sui video, e anche perché se dovete fare anche voi questa cosa, spero di poter essere stato utile anche a voi, unitamente al fatto che la galassia, come ho potuto tristemente notare, non è ancora stata ripristinata proprio bene. Come andiamo a vedere qui, i sistemi sono ancora molti in status non, c'è solo qualche sistemino in status boom, e pian pianino cominciamo a vedere qualche altro status qui in zona, questo in Civil Liberty, eccetera eccetera. Ci vorrà del tempo, e questo grazie proprio al fatto che tutta la galassia è stata resettata per gli stati multipli che hanno inserito in Beyond capitolo 4. Questa cosa, come dicevo, mi ha bloccato un attimino, anche perché adesso io dovrò trovare degli improvised components in sistemi che sono in status di civil unrest, e sistemi in status di civil unrest finora ne ho trovato uno di sfuggita l'altro giorno, così proprio guardando, e poco dopo è tornato in altro stato. E come potete vedere, cioè in civil unrest non c'è quasi nulla, almeno in questa zona della bolla. Lasciate perdere tutti questi bookmark che ho messo, alcuni sono presi proprio alla CDC, come si suol dire. Dovrò fare pulizia nella mia lista di bookmark. Comunque, tornando a noi, sì, altra cosa, momenti me ne dimenticavo, c'è un altro modo per recuperare dei materiali un po' fastidiosi. Allora, vado subito a recuperare il cosa, sono i services e sono i material trader. Perché? Perché ho dovuto recuperare anche una serie di compact composites e fidatevi, non andate a fare questa cosa. Perché? Perché i compact composites, anche se non sono troppo difficili, non sono troppo rari, sono fastidiosissimi da trovare. Meglio trovare un manufactured, un material trader manufactured, andare da lui, premunirsi di tutta una serie di altri tipi di materiali.
Ecco, adesso vi faccio vedere anche dove. Allora, Compact Composites, eccoli qua. Questi li scambierete per altri materiali e anche i Core Dynamic Composites, comunque per tutto quello che sono i vari composite. Vediamo se li trovo. Dove cavolo erano finiti? Eccoli qua, High Density Composite per esempio. E quindi secondo me vi conviene cercare questi materiali qui, sono più facili da trovare, li scambiate poi per i Compact Composite, non perdeteci neanche tempo sopra. Quindi dove potete sfruttare un material trader, un data trader, un raw material trader, un manufactured trader, quello che sia, fatelo. Li trovate all'interno della Galaxy Map, finalmente un po' di tempo fa, questo non è proprio una novità, e Frontier ha aggiunto i filtri per quanto riguarda i services e quindi potete trovare il sistema con il material trader che vi serve, eventualmente anche i tech broker o il black market, e quindi questo è stato un update davvero davvero comodo. Qui intorno non ce ne sono più di tanti, dobbiamo scendere e andare su un'altra zona della Galaxy per cominciare a trovare i nostri cicciopanzi material trader. Ok, detto questo, sì, material trader, quindi un identified surface, quello che siano là, e point of interest saranno le zone di farming. Quindi niente, così, altro da dire non ne ho su questa cosa. Quindi questo piccolo aggiornamento sullo status del farming della nave, di come fare le cose ottimizzando i tempi, perché soprattutto quando abbiamo una nave larga gli update da fare sono davvero tantissimi. Ok, questa cosa ci aiuterà quindi nel recupero di tutti i materiali che ci servono. Di antimoni ne ho già recuperati 33 in questa zona, me ne mancano ben 27 per arrivare ai 50 che devo raggiungere, e quindi direi che per il resto siamo andati anche abbastanza bene. E poi farming planetario ovviamente per tutto quello che avanza, e anche il tungsteno non so quanto vi convenga venire qui a recuperarlo, però forse non è male. Io l'ho fatto con Surface Mining, quindi con l'SRV spaccando i sassetti in giro, e lì ho fatto anche tempo a riempirmi la nave di nickel, ferro e altre cose. Quindi questo è quanto. Sono addirittura d'arrivo quindi per potenziare tutto lo scafo della nave, dove sono qua gli Hull Reinforcement Package, a breve anche gli scudi, quindi direi che ci siamo quasi. L'unica cosa che mi sto lasciando alle spalle come ultimo update sono i 2 railgun e il modulo che mi potenzia Lori Jameson, che è il life support, perché non ho voglia di impazzire a farmi l'ultimo 40% che mi manca per salire di combat rank. Magari lo farò più avanti, non è un modulo super utilissimo e quindi è un'ingegnerizzazione che vedo se posso anche lasciarmi alle spalle. Quindi detto questo, diciamo che i progressi ci sono stati in questi giorni, grazie a Dio sono riuscito a recuperare quello che mi serviva di materiali un po' fastidiosi da trovare. Il come l'abbiamo visto poco fa. Per il resto, ragazzi, direi che ci siamo, e oggi la diretta termina qui. Era un piccolo aggiornamento appunto su status della nave e materiali. Spero di aver illustrato quello che dovevo illustrare, di aver fugato eventuali dubbi e di non incappare nelle ire di qualche giocatore purista. Beh, dai, scherziamo sempre, alla fine non lo dico con niente, però ovviamente, come dico sempre, ognuno gioca a modo suo, e se c'è anche qualche controversia riguardo questa tecnica di utilizzare i signal source, fatemi pure sapere, che dopo magari ci facciamo 2 chiacchiere nei commenti del canale. Appena avrò tempo pubblicherò anche il link per il canale Discord, quindi niente,
altro da dire non ne ho. Ci teniamo in contatto anche per le varie cose. Altro, auguro un buon Natale a tutti voi, tra l'altro, perché adesso siamo anche sotto feste, io sono un po' anti-feste, ma è giusto che sia così. Quindi, Virus 101 auguro a tutti voi un buon Natale, delle buone feste, buoni cenoni e dei buoni divertimenti, e ci vediamo alla prossima e niente, grazie a tutti. Virus 101 Transmission out.